Ma è sicuramente un'area molto positiva, molto frizzante. Come espositori siamo molto contenti di questi primi 2 giorni. Oggi è la terza giornata, abbiamo avuto diversi wine lovers, distributori, ristoratori, enoteche, quindi c'è un forte interesse che circonda le nostre eccellenze italiane. La nostra cantina è qui presente da Vinitaly da tantissimo tempo con i nostri vini, quindi non solamente un consolidamento di un mercato già ben consolidato in questi anni, ma anche nuove opportunità che si aprono, tutte trainate dall'eccellenza e la qualità dei nostri vini. Famosissimo anche l'Amarone di Capigneto. Beh, e quando parlate sicuramente di Amarone si tratta del re dei vini che abbiamo in Valpolicella. È sicuramente il cavallo di Troia, ma in realtà in Valpolicella, oltre all'Amarone, abbiamo il ripasso e il recciotto che trovano sicuramente un ottimo gradimento per la tipologia differenziata e anche i piatti con i quali si abbinano i rispettivi vini.